inaugurare in maniera diversa il percorso internazionale Le Vie del Caffè, è arrivato nella profonda campagna trevisana, veneta, profonda nel senso bello del termine, voglio dire, giusto lungo la strada che porta da Maserata di Piave fino a Ponte di Piave, ho trovato il caffettino di Michele Carisi. Michele. Caffettin, sì, perché voi sapete che il dialetto veneto le finali sono sempre tronche. Hai ragione, la correzione è più che giusta per essere a posto dal punto di vista filologico. Come nasci in questo settore, Michele? Allora, nasce da un'esigenza di cambiare vita dopo aver lavorato tutta la vita di notte, di sera, nel mio locale. Certo, perché questa era un'osteria. Questa era prima un'osteria, poi un American bar, okay, una birreria, sì. Un locale serale, notturno e quant'altro. Comunque ho deciso di voltar pagina e non sapendo cosa fare dovevo rimanere nel settore. Mi ha incuriosito la bevanda a caffè perché era un prodotto che non veniva mai toccata, non discussa, certo, presa in considerazione, un prodotto che semplicemente si prendeva così giusto per buttare giù qualcosa. E ho approfondito, ho visto che c'era molto da fare, mi sono incuriosito. Storie del caffè. Sì. E così è nata questa idea di voler conquistare il mio territorio con il mio caffè. Da qui nasce il nome Caffettin, perché io sono veneto, certo, e volevo cominciare questo percorso un po' diverso, perché non avevo nessuna idea dove mi portasse. Un caffè tremendamente buono, lo dico non per farti pubblicità, ma perché è semplicemente vero. Cominciamo innanzitutto dall'approvvigionamento, cioè questa filiera di qualità che tu riesci, perché sei anche torrefattore, certo, artigianale, micro torrefattore. Come nasce? Allora, l'idea era quella comunque di prendere in mano un percorso nel vero senso della parola, diventare un conoscitore della materia prima. Per conoscere la materia prima, oltre che studiarla, bisogna lavorarla, conoscerla, e volevo sbagliare anche qualche volta, magari. Sicuramente. Non so quanti caffè avrei buttato via all'inizio. Continuo costantemente a sbagliare. Io mi sono ispirato a questa tendenza che è lo specialty coffee, certo, che è un movimento direi quasi culturale che nasce oltreoceano e in anni molto lontani, e che oggi più che mai è una realtà consistente in tutto il mondo. In Italia trova terreno un po' più difficile. Lo specialty coffee praticamente tratta l'eccellenza del caffè in tutta la filiera, dal produttore fino alla formazione del barista, perché il caffè è una materia molto complessa. Diciamo solo che 1800 proprietà aromatiche, sono più di 1000 proprietà da portare in tazza, per cui il territorio, si parla di terroir, è fondamentale. Tutti i passaggi sono fondamentali. Abbiamo a che fare con una materia molto complessa, molto affascinante, e per farlo dobbiamo, prima diventare dei conoscitori, poi dobbiamo anche diventare dei divulgatori, perché è un discorso culturale. Quello che fai ogni giorno. Quello che faccio ogni giorno da 3 anni. Lo vedo, insomma, certo, è così. Certo. E i tuoi caffè da dove arrivano, se si può sapere, ovviamente? La zona di produzione è la zona dell'equatore, tra il tropico del Cancro e del Capricorno, per cui zona, certo, sì, i caffè se ne trovano ovunque. Cerco di fornirmi ho un fornitore in particolare, ma si può fornirsi da chiunque. Nel mio caso io ho cominciato con Imperator Alberto, certo, questo ragazzo che tra l'altro è stato anche il mio formatore. Proprio, sì, c'è una continuità. Certo, sì, con lui ho iniziato questo percorso. Adesso il desiderio è quello di cominciare a intraprendere una nuova strada, di andare direttamente in piantagione, certo, e riuscire a portare a casa qualcosa. Tutto gradualmente, sì. Biologico? Organico, sì, più delle volte è organico, ma soprattutto piccole realtà, cooperative, piccole associazioni, famiglie, piccole realtà. Sei molto attento di qualità, sì, all'origine, che ci sia anche una socialità intelligente. Certo, fondamentale la qualità in tazza, fondamentale la sostenibilità, la tracciabilità, fondamentale. Anzi, io questa la vedo la vera opportunità. Poi arriva qua
alla tua micro torrefazione artigianale, cosa succede? Al cliente intendi? No, te intanto, quando arriva qua come ok, quando arriva il caffè lo vado a tostare nel mio laboratorio. È un laboratorio artigianale. È un laboratorio che ho trasformato da bar, da cucina ho trasformato in piccola torrefazione. La cucina del caffè, esatto, dove ho un tostino, una tostatrice, bastano poche cose insomma. E inizio a tostare il mio caffè. Vado all'assaggio. Qual è il segreto della tostatura? Oddio, così dai, per far capire. Una grande conoscenza di chimica e di fisica. Sicuramente sì. Hai dovuto fare, se non l'avevi, insomma, hai dovuto. Sto facendo, non ho dovuto, sto facendo tuttora e sbaglio tuttora, ma quando ci indovino vengono fuori delle cose meravigliose. Sì. Perché come dicevo prima si parla di terroir. Per cui però tu spazi non solo il caffè che si consuma qua, il cliente se lo può portare via anche. Certo, sì. C'è un po' di macchinari, un po' di cose che. Cioè, segui il cliente per il pianeta caffè, sì. Barba e capelli, come si dovrebbe dire. Esatto. È così? Sì, cerco di trattare solo questo argomento specificatamente e avendo eliminato tutto dalla mia caffetteria, orzo, tè, ginseng, tutti i derivati. Per attirare l'attenzione del cliente, perché giustamente quando il cliente arriva nel mio territorio, nel mio mondo, ha la possibilità anche di acquisire tante informazioni ed è un bene per il prodotto, per la materia prima sicuramente, per questo prodotto che per noi è sconosciuto, di cui noi consumiamo e abusiamo ma non conosciamo. Posso farti una domanda a te? Certo. Come mai bevo sempre il caffè più schifoso in giro, sempre di più? Non voglio che tu faccia polemiche, no? Voglio dire, ma l'impressione generale, perché non facciamo nomi, non mi interessa la polemica a fine. Certo, allora posso dire quello che faccio io. Certo. Io la tostatura cucino il caffè, tosto il caffè, cerco di preservare gli aromi di quella varietà botanica, dell'identità, per cui varietà botanica, altitudine, longitudine, regione. Metodo di lavorazione, per cui vado a dare un nome a quel prodotto e cerco di esaltarlo, per cui attraverso la tostatura, attraverso la macinatura, non dimentichiamo tutti i passaggi violenta. La tostatura non violenta, sì. La la macinatura e poi l'estrazione. Certo. E siccome dicevo prima si parla di chimica e di fisica, se vogliamo portare in tazza queste proprietà dobbiamo non perderle. Se le andiamo a perdere con una tostatura spinta, può anche darsi che vogliamo nascondere qualcosa, per certo. Cui ci sono tutte le valutazioni del caso. Ma nei sogni di Michele, no? Prima del microfono spento ti eri fatto scappare qualcosa, c'è qualche progetto? Sì, i progetti ce ne sono sempre tanti. Non voglio che tu mi dica cosa, e non certo. dico neanch'io, però so che ci sono i progetti ce ne sono sempre tanti, ma più vado avanti e più mi rendo conto che è un'opportunità, che attraverso un prodotto molto povero si possa fare delle cose molto interessanti. Questo mi sta sempre di più, se qualcosa mi sta sì. C'è un mondo che produce, certo. C'è un mondo che lavora a volte a un costo inferiore, certo. Per cui dobbiamo effettivamente salvaguardare il produttore, far sì che il suo lavoro sia giustamente certo. Qualificato. E noi abbiamo tutte le possibilità, abbiamo le capacità, abbiamo le opportunità soprattutto, per cui quello che mi interessa, e non sono l'unico, sta crescendo certo. Un movimento in Italia molto interessante, è quello di sposare dei progetti e crescere assieme, intendo dire produttori. Michele Carrisi, Caffettin, la via, che così? Allora, qua siamo in via Giuseppe Verdi, a Candelù di Macerata, sul Piave, Treviso. Perfetto, al prossimo appuntamento. La rete dei borghi d'Europa arriva a San Daniele del Friuli da un amico che quando passiamo è impossibile non fermarsi, è vero o no Mauro? Dove siamo anzitutto? Siamo a San Daniele, siamo una via Carnia, una via principale che porta a Tarvisio. Quindi proprio più importante di così non può essere. Più importante di così non può essere. Dopo il centro, diciamo, è la via principale che porta in Carnia, che porta in Austria, certo. E così insomma. Siamo alla prosciutteria da Luciano. Bar da Luciano. Sì.
con servizio anche di tabaccheria, vero? Sì. Come sei capitato qua? Tu veneto di origine. E io ho conosciuto, facevo rappresentante e ho conosciuto una ragazza qua di San Daniele e così è partita la cosa. Galeotto fu l'amore. Nel senso buono. Sì. Bene, io so che qua fate diverse cose, allora cominciamo con ordine. Prima di tutto prosciutteria. Sì, noi lavoriamo con prosciutto artigianale che varia dai... Sottolineiamo artigianale. Artigianale, sì, che va da 18 ai 22 mesi di stagionatura. E quindi lo presentiamo con una degustazione con dei formaggi tipici, con dei sottoli. I formaggi da dove vengono? I formaggi noi li prendiamo a Fagagna. Quello dove dovremmo andare dopo alla latteria. Sì, okay. Alla latteria, sì. Dopo però avete anche altre cose, fate anche il ristorantino mi pare, no? In un certo senso. Facciamo qualcosina, abbiamo inserito del fricco, abbiamo inserito 2 o 3 cosette, quindi ancora come insalate così, quindi però diciamo che la nostra forza è il prosciutto. È prosciutto. La territorialità comunque, insomma. Sì, rimaniamo sempre in territorio. Ecco, chef, noi annunciamo già subito, c'è questo progetto San Daniele del Friuli, l'altro perché presentiamo appunto i prodotti artigianali, i luoghi non convenzionali di San Daniele, magari ti chiederemo se Friultrotta, ci rivolgeremo a Friultrotta per farla partecipare, se magari qualche degustazione con qualcosa. Noi abbiamo la piena disponibilità per fare qualsiasi evento per promuovere anche a San Daniele, insomma. Un Veneto nel profondo Friuli, come ti sei trovato in questi anni? Sì. Ma molto bene, all'inizio è stata un po' anche per me, sai, il passaggio, certo. E adesso invece diciamo che dopo tanti anni ormai, sono 26 anni che sono qua, quindi sei stagionato, nel senso buono del termine, non cambi mai, porca miseria, c'è sempre la barba bella, sempre uguale, il pizzetto sempre uguale. I vini? I vini, noi abbiamo una vasta gamma di vini, poi noi ci troviamo in territorio uno dei più importanti, Benedetto, e quindi così ci troviamo che abbiamo dei vini locali e comunque il nostro forte è il Collio Orientali e il Collio. Certo, questa è la scelta principale. Ricordiamo anche, perché così facciamo un servizio anche al paese, Aria di Festa, l'edizione di quest'anno si tiene dal 23 al 25 giugno con un programma molto ricco, immagino con quei giorni tu sia inavvicinabile, o sbaglio? Sì, diciamo che sono giorni molto importanti per San Daniele, quindi siamo tutti in movimento, insomma. C'è però anche da parte dei consumatori questo orientamento, chiedono sempre di più il prosciutto artigianale, no? Non solo quello delle grandi firme, che qua ci sono tutte ovviamente, non che non sia buono, ma è un'altra roba. È un'altra cosa, noi magari come prosciutterie ci affidiamo a loro perché abbiamo anche un rapporto diretto, insomma, quindi vi conoscete, insomma. Ci conosciamo e questo è fondamentale, insomma. Che tipo di clientela? Sono anche molti stranieri turisti. Sì, essendo una strada di passaggio, quindi lavoriamo con locale e capita di tutto, insomma, questo è così. Quindi San Daniele del Friuli, l'altro, avrà come perno il suggeritore non occulto, perché lo stiamo mostrando, cioè si affideremo ai consigli appunto di Mauro e della prosciutteria da Luciano. Grazie a te, al prossimo appuntamento. Grazie mille, arrivederci, salve. Beppe, dove siamo qua intanto, prima di tutto? Castelfranco Veneto, Bar Borsa che esiste da quando? Bar storico dal 1420 come struttura. Dal 1420. Li porti bene, devo dire, questi 4-5 secoli li porti assolutamente bene. Quando l'hai preso in mano nella tua gestione? Novembre 2015. Quindi sono ormai recenti, un anno e mezzo. Un anno e mezzo, insomma. Come l'hai trovato quando sei arrivato qua? È sempre stata una bellissima struttura, abbiamo rivoluzionato un po' come arredamento e luci, offrendo una gamma di prodotti. Allora partiamo dalla mattina, perché noi siamo qua grazie alla comune conoscenza per il caffè Vergnano 1882. Cosa offre il Bar Borsa la mattina? Abbiamo delle cornetterie di pasticceria fresca, frutta, yogurt. Rigorosamente artigianale. Sì. Quasi tutto la pasticceria artigianale, certo. Tranne dei piccoli prodotti, possono essere dei biscotti, però per il resto tutto quotidiano e artigianale. Frutta, yogurt, qualcosa di vegano e sempre per mettere d'accordo tutte le tipologie di clientela possibile, diciamo. Bisogna, così. Esatto, coprire il più possibile il mercato. Per andare così.
Poi passa la mattinata e arriviamo verso l'aperitivo. L'aperitivo a pranzo offriamo quello che può essere il classico spritz, prosecco locale che guai a non esserci, insomma, se manca. Affiancato naturalmente dei bocconzini ogni giorno diversi, dei piccoli snack. Quindi delle provocazioni, no? Esatto, gustose. giusto. Certo. E dopo se avviciniamo quello che può essere la piccola pausa pranzo, offriamo solo dei snack, dei toast, club sandwich. Ecco, fermiamoci qua perché non è tutto così scontato. Ultimamente mi infraciscono e mi propongono tramezzini di provenienza industriale praticamente, no? Quelli sfornati, no, ve lo so bene che non è tuo caso, snack che lasciamo stare, club sandwich che assomigliano più a, vabbè, lasciamo stare, racconta il tuo, no? Perché voglio possibile lavoriamo con tutti i prodotti freschi artigianali. Ok, benissimo, questa è la prima. Panificio che si fa il pane quotidianamente. Posso sapere qual è, anche perché possiamo dire. È Panificio Boccanegra, questo qui di fianco. E tutti i prodotti tutti i panini e tramezzini vengono fatti quotidianamente, freschi. Consumo quotidiano. Infatti può essere che si rimanga senza, si rifà la linea pomeriggio, però si lavora con tutto il pane. Che non sarebbe male, voglio dire. Assolutamente no, però a volte magari può capitare che non tutti i giorni c'è la scelta ottimale per tutto. Certo. Poi arriviamo al pomeriggio. Pomeriggio si lavora di caffetteria e bibite e si riparte la sera con un bel aperitivo importante in cui si spinge molto sui vini locali. Soprattutto scelte di vini locali. Sì, si cerca sempre di lavorare con il locale e comunque con il Made in Italy. Certo, questa è la scelta. Poi avete sto Deor bellissimo che funziona anche d'inverno però qua. Questo Deor. Solo la loggia qui che è chiusa fatti di vetro, proprio bellissimo. Sì. È riscaldata di sopra. È stata una bella idea, è stata questa. Sì, sono stati bravi anni fa a riuscire Viggenti, di buoni, chiaro. Veramente. Bella. La clientela? Si vede il Giorgione. Sì. La clientela? La clientela si lavora sia col turismo che con la clientela locale, della piazza. Entrambi. Locale. Sì. Esistono gli scarpinatori della piazza, come li chiamo io, voglio dire. No? Beh, quelli per forza di cose, un bar storico, bar loro, l'importante è riavvicinarli sempre di più a quello che se lo ricordano di 15-20 anni fa. Bella questa idea del giornale anche, il giornale. Dei listini. Sì, è una cosa, abbiamo cercato di fare una cosa diversa che a pronto impatto si vede subito. Infatti sono arrivato, la prima cosa mi è caduto subito lo sguardo là. Bene, noi avremo altre 4 occasioni almeno di ritrovarci con il Borsa, organizzeremo dei filò per poter fare trasmissioni, per poter raccontare, inviteremo al nostro tavolo protagonisti della vita della Castellana, scrittori, artisti, qualche politico ma non troppo perché sennò stroppiano, come si può dire, scherzo ovviamente, una battuta ma è vera, voglio dire, no? E produttori, fornitori tuoi, cioè organizzeremo dei piccoli filò per raccontare attraverso il Bar Borsa, ecco questo è l'importante, attraverso il Bar Borsa questo territorio pieno di storia, arte e cultura. Grazie Beppe, al prossimo appuntamento. Alla prossima.